Piantine di tabacco pronte a essere portate in campo per la nuova stagione. Benvenuti a un'altra puntata di Agricoltura Veneta. Mi trovo a Limena, a Padova, nel Padovano, per raccontarvi questo settore. La notizia è importante, è una notizia economica che parla di oltre 20 milioni di euro di investimento per 7.000 tonnellate che vengono acquistate dal British American Tobacco e prodotte in Italia. Il Veneto copre il 20% dell'intera produzione di tabacco italiano. Siamo con Roberto Betto, presidente di CIA Padova. Presidente, un settore importante, un settore che però negli ultimi anni ha patito molto. Sì, un settore che sicuramente è una sfaccettatura della nostra agricoltura che deve essere sostenuta e anche riconosciuta. Ringraziamo anche il Ministero di aver dato l'opportunità con la British American Tobacco di acquistare questi 20 milioni di investimento annuali nei nostri territori nazionali. Queste sono culture un po' particolari che non hanno solo la finalità dello sfizio del fumo, ma oggi possono essere utilizzate anche nella medicina, nella sanità e quindi nelle aziende farmaceutiche per essere utili alla collettività. Noi come CIA Agricoltori Italiani siamo convinti che sostenere questo tipo di culture possa dare un futuro anche al ringiovanimento di quella che è l'agricoltura oggi in Italia, quindi con un ricambio generazionale, purché ci sia la possibilità sempre di avere un reddito. Ricordo che nell'ultimo decennio oltre 700.000 aziende agricole di piccole dimensioni sono state costrette a chiudere. Oggi l'agricoltura è quella che può creare quel territorio appetibile per un turismo, soprattutto con prodotti di qualità sia enogastronomici che come quello del tabacco. Sicuramente l'Italia potrebbe essere riconsiderata uno dei baluardi più importanti a livello mondiale. Grazie Presidente, adesso i titoli. Da coltura estensiva a nicchia di qualità. Con l'accordo italiano di fornitura agli anglo-americani, il rilancio di una filiera che nella nostra regione ha da secoli una varietà veneta, il nostrano del Brenta. Bosco Montello, luogo unico ed ambito dagli apicoltori di Alpe Adria per la produzione del miele d'acacia. Da Confagricoltura Treviso il progetto di un'oasi per le api grazie ad una agricoltura responsabile. Riaprono i giardini e le riserve naturali di Veneto Agricoltura. Dal Cansiglio a Chioggia tante iniziative per conoscere ed apprezzare la natura veneta, ma anche l'economia sostenibile che ruota attorno. Testata nel Veronese una nuova varietà di fragole, ottimi i risultati in termini di produttività e di qualità. Licia profumata, saporita e con un ottimo grado zuccherino punta a diventare un'altra delle tipicità venete. Ultime potature primaverili per arbusti e siepi, i suggerimenti di Adriano Favaretto per rinvigorire le piante in vista dell'estate, facendosi avvolgere dal profumo degli ultimi fiori di stagione. Dedicata al vino senza alcol, la punzecchiatura dell'agrifoglio di questo mese. Nella vignetta di Beppe Fantine il commento ironico di Coldiretti, in prima fila per contrastare la proposta europea della produzione in versione analcolica di vini DOC e di OCG. Alessandro Zin, che tabacco è questo? Sì, questo praticamente è una piantina di tabacco Burley. Questo è il tabacco, diciamo, che fa parte dell'accordo della British American Tobacco. Sì. E lei fa parte di questo accordo? Sì, praticamente noi conferiamo a una ditta che dopo contratta attraverso la British Tobacco Co. Ecco, siamo a maggio e il tabacco è ancora qui, è normale? No, non è normale, ma purtroppo per le avversità atmosferiche quest'anno questa è la situazione, insomma. E questi sono i campi che accoglieranno la nuova annata di tabacco, non sono ancora pronti? Purtroppo no, quest'anno il tempo ci è stato tiranno e questa è la situazione. Speriamo di poter entrare il prima possibile, insomma. Questo pregiudicherà la qualità del tabacco? È successo ancora, diciamo, forse dipende poi da come andrà l'andamento meteorologico e diciamo che forse si avrà una perdita in fatto di quantità, anche no, insomma, dipende come andrà, perché il tabacco è una pianta che ama il caldo e dipende come si evolverà la stagione, insomma. Adesso le notizie. Riaprono i giardini e le riserve naturali di Veneto Agricoltura con interessanti iniziative.
Riaprono il Giardino Botanico Alpino in Piancansiglio e il Giardino Vegetazionale Astego a Pieve del Grappa, dove ai più giovani è dedicata una giornata per imparare a riconoscere le tracce degli animali del bosco. Infine a Sant'Anna di Chioggia, alla Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio, saranno proposte delle passeggiate naturalistiche guidate a cura dell'Università Ca' Foscari di Venezia, alla scoperta delle dune litoranee nella straordinaria riserva alle Porte di Chioggia. Anche per le albicocche la varietà determina il prezzo e l'esempio è arrivato la settimana scorsa, quando si è trattato dei primissimi stacchi e all'asta sono state pagate 4 euro al chilo le Wondercott e 3 euro le Pricia, soprattutto quelle di calibro maggiore e migliore qualità. Le piccole invece 1,5-2 euro. In Veneto la raccolta è in ritardo di una decina di giorni a causa del freddo primaverile, con le gelate che hanno azzerato quasi la produzione, alzando sensibilmente i prezzi al mercato. Previsioni nere sui raccolti di pesche e nettarine per i 4 principali paesi produttori europei: Grecia, Spagna, Italia e Francia. La stagione 2021 dovrebbe registrare il raccolto più piccolo degli ultimi 30 anni. Nel 2020 il deficit di produzione ha toccato la soglia di quasi 2,3 milioni di tonnellate di pesche piatte e nettarine. Quest'anno è di nuovo il gelo che ha colpito tutte le zone di produzione, da nord a sud. La previsione sul raccolto è ancora più bassa, con 667.000 tonnellate, che rappresenta l'11% in meno rispetto al 2020 e il 45% in meno della media 2015-2019. La ferrovia, la nota cultivar diffusa anche in Veneto, è già sui mercati generali e nelle catene dei supermercati nazionali. A poche ore dalla raccolta, ma già si percepisce un eccezionale interesse da parte dei buyer e degli esportatori, con prezzi al produttore di 4-5 euro al chilo. Anche per questa varietà, così come accaduto per quelle precoci, c'è un ritardo di circa una settimana dovuto alle gelate tardive. È Licia, la nuova varietà di fragole proposta ai coltivatori del Veronese. Sono le caratteristiche innovative che le permettono di differenziarsi sia sotto il profilo agronomico che commerciale, come confermato dalle testimonianze di tecnici e produttori che la stanno seguendo fin dalle prime fasi di sperimentazione. I test si sono ottenuti in un'azienda agricola del Veronese, dove si coltiva Licia da diversi anni. Ottimi risultati in termini di produttività e di qualità, grazie al lungo arco temporale di maturazione dei frutti di questa varietà, che garantisce un periodo di raccolta di circa 45-55 giorni. Licia ha un sapore ottimo con un grado zuccherino che in media si colloca tra gli 8 e i 9 gradi Brix. Questi due capannoni a cosa servono? Sì, praticamente queste sono le serre che vengono adibite all'essiccazione del tabacco. Su questa di sinistra lavoriamo il nostrano del Brenta, mentre su quella più grande appendiamo il Berlet. Dà più soddisfazione il nostrano del Brenta oppure il tabacco biondo? Sono due cose completamente diverse, perché praticamente il tabacco biondo è molto più veloce e anche più facile da fare, invece il nostrano ha bisogno di una cura quasi maniacale. Il nostrano andrebbe lavorato ancora come facevano i nostri nonni, a mano, completamente a mano. Ecco, ma secondo lei la qualità che viene richiesta per il nostrano poi viene ripagata? Se si riesce a farla, sì. Il problema è riuscire a farla. Ma conviene piantare tabacco? Conviene adesso in un'azienda come la nostra, dove a conduzione familiare siamo io e mio figlio, è una cultura che ancora dà una certa redditività. Certo che se uno avesse manodopera da pagare deve fare prima bene i calcoli, insomma. Ecco, ma nella vostra azienda voi fate anche altre cose, la diversificazione aiuta? Sì, abbiamo delle produzioni diversificate, perché abbiamo ancora bovini da latte, dei maiali, un po' di frutta, vigneto, un ettaro di vigneto, e poi vendiamo cereali, soia, insomma. Consiglierebbe a un agricoltore, a un giovane agricoltore, di tentare la coltivazione del tabacco? Diciamo che è un po' come tutte le coltivazioni un po' specializzate, che può essere asparagi, sicuramente danno qualcosa di più che non coltivazioni industriali tipo mais, soia. Certo che c'è da lavorare, insomma. Marco Zin, questo cos'è? Questo
Questa è la cucitrice per il tabacco che usiamo principalmente per il nostrano del Brenta, che va raccolto in foglia, a differenza del Burley che viene raccolto in pianta. E qui vengono disposte le foglie di tabacco e la cucitrice con ago e filo cuce, crea delle filze che dopo vengono appese e lasciate essiccare sotto serre come questa, per esempio. Tu hai 23 anni, porterai avanti questa tradizione? Spero proprio di sì, perché sono 30 anni comunque che mio padre fa tabacco e insieme con mio nonno, quindi avrei molta speranza di poter continuare, ecco. Tu hai fatto una scelta di vita perché non vieni dall'agricoltura, hai studiato altro? Sì, ho studiato altro, poi avendo mio padre che ha l'azienda, insomma, ho deciso, terminati gli studi, di iniziare a dargli una mano, poi piano piano mi sono appassionato e è un lavoro che può dare molti sbocchi, soprattutto se una persona ha voglia di rimboccarsi le maniche. Poi certo ci sono tutte le incertezze che derivano magari dal lavorare in proprio, però personalmente io mi reputo fortunato, ecco. Bene, adesso un servizio dedicato alle api con Confagricoltura, dopodiché un po' di pubblicità. La seconda parte invece la dedicheremo alla produzione proprio legata al nostrano del Brenta, cioè cosa diventa. Api in Vigna è un progetto coordinato da Confagricoltura Treviso che ha coinvolto diversi soggetti, tra cui le rappresentanze del mondo apistico, le rappresentanze del mondo viticolo come la Cantina Montelliana e rappresentanti del territorio come il Consorzio del Bosco Montello. La finalità è quella di valorizzare il mondo apistico e dare risalto a un prodotto unico qual è il miele di acacia del Montello. Ed è il miele il vero oro del Montello. Il bosco diffuso dove l'acacia prevale sulle altre essenze è il luogo ambito per tutti gli imprenditori apicoli. Non solo per gli apicoltori trevigiani, ma anche gli apicoltori professionali di altre regioni limitrofe che vengono sul Montello per produrre questo miele ricercatissimo dal mercato, del quale l'Italia è sempre in carenza. Una produzione che richiede qualità e per questo la collaborazione di tutti coloro che vivono e lavorano sul Montello. È importante un accordo con gli altri settori dell'agricoltura per trovare il dovuto rispetto e la dovuta convivenza per riuscire a produrre sempre meglio e sempre di più. Montello sostenibile, un'oasi naturale rispettata, è un beneficio per tutti, un beneficio per gli apicoltori, per le api che riusciranno a produrre sempre di più e soprattutto è anche per tutti gli altri settori che gravitano attorno a questa collina. Un accordo che vede in prima fila i viticoltori della DOCG. Come Cantina Montelliana, i nostri 400 soci, siamo da sempre impegnati nella difesa del Montello. Lo facciamo attraverso delle buone pratiche agronomiche, ad esempio la lavorazione del sottofila che sostituisce l'uso di dissecanti e il taglio dei tralci in eccesso, che è una lavorazione manuale, l'esposizione ai grappoli al sole e all'aria li protegge dalle malattie e quindi riduce drasticamente i trattamenti. Montello, oasi per le api ma anche per i turisti, con le api come occasione per un turismo esperienziale. Nello statuto del Consorzio del Bosco Montello c'è proprio la promozione del turismo. Turismo esperienziale e turismo lento è il turismo che noi cerchiamo di promuovere nel territorio. Il progetto Api in Vigna va proprio in questa direzione. Infatti noi come consorzio, rappresentato dai comuni di Montebelluna, Volpago del Montello, Giavera, Nervese della Battaglia e Crocetta, siamo la parte pubblica, la parte che dà garanzia di qualità di questo progetto. Dire che il Montello è un'oasi per le api permette ai sindaci, che sono garanti del territorio, di dire che è anche un'oasi per chi ci vive e per i turisti, perché un'ape che sta bene è indicatore di salubrità del territorio. Un progetto voluto fortemente da Confagricoltura, con tutta una serie di iniziative dedicate agli imprenditori della zona, ma anche ai cittadini che vivono e amano il Montello. Come Confagricoltura vogliamo creare una rete tra i soggetti che operano in quest'area e per fare del Montello un'oasi per le api. Piantine di tabacco e ulivi per la seconda parte di Agricoltura Veneta. Ci siamo spostati lungo la Valsugana, in particolare a Campese, perché siamo venuti a vedere la lavorazione di tabacco veneto. Sono con Massimo Zerbo, che è il direttore commerciale del consorzio qui Montegrappa di tabacchicoltori,
È una storia un po' particolare quella del tabacco di questa zona, vero? È una leggenda che parte dai tempi lontanissimi, dal ritorno dalle Americhe. I monaci benedettini, che insistevano con un loro convento qui in Campese, portarono in dono anche i semi del tabacco, e qui hanno trovato una casa fertile, prosperosa, dei cittadini che l'hanno coltivato e hanno fatto nascere una leggenda. Adesso tu hai fatto vedere le piantine, quelle piantine diventano questo tabacco meraviglioso, tabacco con il classico colore tonaca di frate. Un tabacco che però è riconosciuto a livello internazionale come tabacco veneto di fatto. È un tabacco autoctono veneto che noi abbiamo riconosciuto, che noi abbiamo ibridato con le varie semi che in vallata insistevano un tempo. Ne abbiamo creato una varietà unica, un disciplinare, un territorio ben circoscritto, e solamente noi possiamo fregiarsi del titolo di produrre e coltivare Nostrano del Brenta. La nostra cooperativa, che è formata da circa 40 agricoltori, e coltiviamo 10 ettari di tabacco, quelli sufficienti per produrre tutti i sigari che il mercato ci richiede. Ma è vero che qui in fondo siete tutti contrabbandieri? La leggenda, e non solo la leggenda, narra che il tabacco abbia fatto sopravvivere intere generazioni grazie al contrabbando. Io ricorderò sempre la mia povera nonna che in tempo di guerra partiva in bicicletta dalla stazione di Thiene per ritornarvi, e tornavano tutti incinta, dicevano, perché nascondevano il tabacco ovunque e facevano il contrabbando con le tradotte dei militari, e mantenevano 6-7 figli, perché una volta le famiglie erano decisamente più numerose. Bene, adesso noi ci fermiamo con Renzo Gatto che ci parla proprio del tabacco, poi andremo a vedere invece l'inizio della lavorazione. Tabacco, Nicotiana tabacco. Il tabacco è una pianta originaria dell'America tropicale. Appartiene alla famiglia delle solanacee ed è la stessa famiglia che fanno parte le patate, le melanzane e il pomidoro. È alta circa 1,5 metri, 2 metri, e la foglia di tabacco contiene parecchie sostanze. La principale componente è la nicotina, che è un alcaloide e ha delle proprietà eccitanti il sistema nervoso centrale, ma anche a livello periferico svolge la sua azione. Per esempio come? Aumenta la frequenza cardiaca e aumenta la pressione cardiaca. Importante, la nicotiana bentamiana non è altro che un tabacco selvatico che cresce spontaneamente nell'Australia. Bene, questa pianta hanno visto che è possibile indirizzarla attraverso dei meccanismi particolari a produrre delle sostanze molto utili all'uomo. Praticamente è un biotrasformatore, è un bioincubatore di sostanze particolari. Addirittura lo stanno studiando per poter sintetizzare dei farmaci antitumorali. Una curiosità per terminare. Come è possibile sfruttare gli effetti così, come dire, aromatici e anche eccitatori del tabacco senza i danni che può provocare a livello broncopolmonare? Beh, si prende il tabacco che viene opportunamente triturato e viene messo sulle fossette della mano e inalato narice per narice, ovvero è quello che facevano i nostri nonni, tabaccare, el tabaccar. Cioè, in questa maniera si ha l'effetto eccitatorio blando, ma comunque presente del tabacco, senza gli effetti a livello broncopolmonare. Qui adesso dove siamo? Qui siamo nella fase della fermentazione. Il tabacco, una volta consegnato dai soci agricoltori, viene inserito in questa cella, che è una grandissima sauna, facciamo così capiamo tutti. In questa grandissima sauna il tabacco si aggentilisce, perde quella carica nicotica aggressiva, quella dose di ammoniaca, ed è poi pronto per essere lavorato. E invece queste macchine a cosa servono? Sembra una grandissima macchina, ma no, tendenzialmente fa un lavoro molto, molto umile, che è quello di scostolare e tenere il cuore della foglia. Una volta consegnata, una volta fermentata, la foglia deve essere scostolata, perché noi, i nostri sigari, usiamo un battuto. Un battuto è una miscela di diverse annualità, minimo di 3 annualità di tabacco diversi, e vengono scostolate, miscelate fra di loro, che poi verranno inserite nel reparto manifattura, dove verranno realizzati i sigari. Adesso Adriano Favaretto. Ultimi fiori di glicine. Torniamo a parlare di potature. Potature su
arbusti o in questo caso un glicine, un rampicante educato a siepe da potare. Ormai, come vedete, i fiori sono spariti, c'è la vegetazione, ma nonostante ci sia la vegetazione potiamo. Chiaramente una potatura sobria. Allora, tagliate sempre le parti nuove, nello stesso tempo però cercate anche di dare una linea alla potatura. Non deve essere un muro dritto, insomma, deve mantenere le sue movenze, la sua sinuosità come siepe. Si riduce 20-30 centimetri, dipende dallo spazio che avete. Qui poi c'è anche un passaggio, quindi è giusto contenerla. Ecco, vedete, questo ramo qui lo accorciamo perché tanto qua c'è una vegetazione nuova che gli subentra. Se noi lo lasciamo andare si allunga metri durante la stagione, allora lo fermiamo e lo conteniamo. Vedete qui dentro, si tira via quello lungo, si accorciano questi perché saranno questi che faranno fiori l'anno prossimo. Ecco qui un altro fiore, ma ormai lo abbassiamo anche tagliando. Senti che profumo, sentite? Ecco, come vedete la potatura è stata fatta, abbiamo spuntato anche la parte alta, quindi diamogli anche una forma un po' regolare e questi sono pronti per il prossimo anno. Buon lavoro! Massimo, perché ci sono questi timbri e questa fascia? Perché qui stiamo entrando nella manifattura vera e propria dove si costruisce il sigaro, e quindi dove si costruisce il sigaro, essendo un prodotto da fumo normato dalla legge, lo Stato vuole controllare e controlla apponendo i sigilli. Ogni volta che si entra bisogna presentare i documenti e ogni mattina il funzionario apre il sigillo e alla sera lo riappone. E allora entriamo. Qui c'è la lavorazione. La prima azione, essendo un tabacco di origine havana, quindi curato ad aria, anche la lavorazione del sigaro viene fatta con fascia e sottofascia. In questo caso stiamo producendo la pupa o il sigaro con sottofascia del Casanova, che è uno dei prodotti più venduti della cooperativa. Come vedete usiamo sempre il battuto che esce da quella macchina che abbiamo visto prima, ed è una miscela di 3 annualità diverse di tabacco che poi successivamente passeranno in una seconda fase di costruzione con la fascia. Ma quindi c'è una fascia solo oppure viene fasciato più volte? Viene fasciato più volte, ma in questa prima fase con una fascia. Lo stesso sigaro arriva dalla Rita, nello specifico, dove viene montato la fascia, dove qui il sigaro prende forma. Prende la sua classica forma bitronco-conica, viene spuntato nella lunghezza da noi desiderata ed è un'operazione che viene fatta completamente manuale usando una colla vegetale. Elisa Trevisan, da quanti anni fa questo lavoro? Io 4. Quanta passione ci vuole per preparare i sigari? Beh, all'inizio era un lavoro, dopo lo vivi perché lo devi sentire se il sigaro ha dei difetti, perché lo senti solo manualmente, se ha dei vuoti di tabacco, se ha delle venature troppo grosse. Ma non è che sia un po' troppo ripetitivo, no? No, non è ripetitivo per niente, perché ogni sigaro è a sé. Poi c'è il controllo qualità. Indispensabile. Il sigaro deve essere fumato. Per essere fumato deve avere un ottimo tiraggio. Questo tiraggio noi lo constatiamo su tutti i nostri sigari prodotti. E chi fa il controllo? Chi fa il controllo è la maestra di tutti noi, ha contribuito anche lei a creare questa leggenda. Cristina, ma è vero che tutto parte da lei? Beh, diciamo di sì. Siamo partite in 3, 28 anni fa, con tanta passione, perché se non c'era quella non si andava avanti, con tanta pazienza. Siamo arrivate a questo risultato. Come mai ha cominciato questa storia? Avevo tabacco a casa di miei suoceri. Quando mi sono sposata lavoravano 40.000 piante di tabacco nell'arco dell'anno. Con la passione mi sono da sola. C'era una signora anziana che ci ha dato un po' lo spunto. Siamo riuscite
prendere questi insegnamenti, diciamo. Però abbiamo visto che ci sono anche ragazzi giovani, significa che è una passione che riuscite a tramandare. Sì, io spero di sì, perché adesso io lascio, spero che vadano avanti come sono riuscita ad andare avanti io finora, diciamo, spero. Grazie Cristina, adesso è il momento delle previsioni. La situazione generale purtroppo continua a essere ancora caratterizzata da una certa instabilità che a momenti diventa anche intensa, con fenomeni di temporali, di rovesci di una certa intensità. Questo ancora una volta lo ripeto a causa della mancanza dell'anticiclone d'Azore, che è molto timido, molto debole, è restio a portarsi su di noi, anzi nelle ultime ore abbiamo un'alta pressione, quindi in teoria una configurazione favorevole che però invece di formarsi sull'Atlantico è sul nord Europa e quindi col suo movimento di masse d'aria in senso orario convoglia su di noi ancora aria instabile. Questi impulsi, ripeto, si scontrano con aria più calda, ormai l'atmosfera è abbastanza calda in pianura e quindi questa confluenza, questo mix dà vita a temporali, ripeto, anche intensi e si sono verificati anche recentemente. La situazione ora si tranquillizza per questo fine settimana con un po' di nuvolosità, però nulla di più, ecco. Tra sabato sera e domenica mattina potremo avere qualche brevissima precipitazione non intensa a ridosso dei rilievi, ma episodica. Poi abbiamo una settimana all'insegna di ampie schiarite, quindi prevarranno i rasserenamenti, però questa nuvolosità è sempre pronta a formarsi e si formerà nelle primissime ore, soprattutto del pomeriggio, con i cumuli che sono anche questi l'effetto ormai della bella stagione, perché ricordo che meteorologicamente proprio con il 1° giugno inizia l'estate meteorologica, dovrebbe iniziare. Tutta la settimana, dicevo, continua così per gran parte della prossima settimana, poi un peggioramento, ma questo è da confermare, soprattutto vista la situazione, per sabato e domenica, quindi dovremmo avere prossimo sabato e domenica un peggioramento. Le temperature aumentano sensibilmente, valori massimi in pianura anche 25-26, localmente 27 gradi, valori minimi dai 13 ai 16 gradi. Venti sono deboli con qualche rinforzo, direzione variabile, anche se c'è una tendenza a provenire dai quadranti orientali, quindi aria ancora fresca che affluisce su di noi. Il mare è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. E qui siamo al passo finale, giusto? Sì, qui siamo nella cella di maturazione. Qui il sigaro, il tabacco ha fatto tutto il suo percorso, adesso viene a riposare e a maturare. Allora entriamo. Perché la temperatura è così elevata? Ci vuole una temperatura costante, un'umidità costante che permette al sigaro di maturare. Il sigaro rimane qui per 6, 7, un anno, conforme la tipologia di sigaro. Abbiamo dei sigari importanti con delle edizioni speciali che sono rimaste anche in celle di maturazione 3 anni. Il sigaro tendenzialmente ha una componente di passione, pur essendo un prodotto da fumo e quindi un vizio di fondo, ha una componente di passione decisamente diversa rispetto ad altri prodotti. Il sigaro continua ad avere un mercato? Il sigaro è una passione, quindi la si coltiva nel tempo libero. Il tempo libero a volte è la cosa più preziosa che abbiamo e il sigaro dà soddisfazione in quel momento, a quel tempo libero. Il sigaro ha un mercato in continua evoluzione e in crescita, e in crescita anche il mercato delle consumatrici. Il comparto del tabacco veneto a futuro, secondo lei? Il nostro progetto Nostrano del Brenta è nato per dare un futuro a una varietà autoctona che se non trovava sbocco direttamente sul mercato attraverso il sigaro non ne avrebbe trovato sbocco sul mercato come singola foglia di tabacco. Quindi se si lavora bene, ci sono progetti credibili, sicuramente il tabacco veneto avrà futuro e il Nostrano del Brenta spero sia da traino a questo futuro. Chiudiamo con questo sigaro perché è in particolare. Questo è un sigaro che mi hanno donato giusto oggi ed è un sigaro di contrabbando. La signora Cristina che ha intervistato prima sicuramente saprà anche in quale sottoscala del paese è stato fatto. Grazie a Massimo, si conclude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. L'ultima parola, essendo la puntata di fine mese, la lasciamo a Beppe Fantin e al suo Agrifoglio. Noi come sempre ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti!
La matita di Agrifoglio ha voluto pungere la notizia di questo mese, ovvero il vino che l'Unione Europea vorrebbe farci bere, quello senza alcol. Per fare questo ho voluto rappresentare la vignetta con Giorgio Polegato, ovvero il presidente di Coldiretti, in versione bebè, con un biberon in mano, perché questo è un vino che può bere solo un bambino, e con un messaggio chiaro, forte e in dialetto veneto. Ciao bei! Il vino è qua, va bene, solo per putei. Con questa vignetta io vi saluto e vi do appuntamento all'ultimo sabato di giugno. Cin cin! Maria Vergine, che schifo!